Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Scusate, sto col cellulare perché mi devo connettere a Twitch. Saluto tutti gli amici di Facebook, di Twitch e di YouTube. Siamo in live su 3 piattaforme. Un attimino solo che per vedere la chat di tutte e 3 non è semplicissimo. E quindi abbiamo salve Manuel. Buongiorno a tutti. Allora, siamo collegati in 3 piattaforme. Saluto tutti, benvenuti. Sono le 10 e 12 minuti. Come non c'è l'audio? A me risulta che c'è. Perché questa è la diretta su Twitch. Sicuro che non c'è l'audio? Mi confermate? Siamo collegati in 3 piattaforme. Saluto tutti, benvenuti. Sono le 10 e 12. Qualcuno in chat che mi conferma? Allora, un attimino che andiamo pure su YouTube col cellulare. Un attimino, proviamo YouTube col cellulare. Ora si sente, il video va indietro. Vabbè, purtroppo... Cioè il video va indietro nel senso che non è sincronizzato? Buongiorno. Oh, Onda, salve. Dici che l'audio non è sincronizzato con il video. Questo può dipendere da OBS, però non so se è di facile soluzione. Proviamo. Faccio una transizione. Riproviamo. Adesso è sincronizzato? Allora, prova 1 2. Purtroppo il PC è quello che è, eppure l'ho sempre fatte così le live, non ho toccato niente. Quindi mi sembra che adesso dovrebbe funzionare bene. Allora, facciamo un'altra cosa, guardate. Adesso è sincronizzato? Riproviamo, metto l'inizio di una sigletta. Aspettate, Prova 1 2 3. Prova 1 2 3. Dovrebbe essere migliorata la situazione. Vediamo un po'. No, mi sa che adesso va proprio a scatti. Prova 1 2 3. Prova. Niente, così va a scatti proprio tranquillamente. Allora, un attimino solo, perché così non si può fare la live. 1 2 3, prova. 1 2 3, prova.
Allora, proviamo così. Così proviamo con un altro microfono. Ah, forse così si è risolto, dai. Ok. Va bene così, dai. Tramite OBS ho messo un altro microfono virtuale e così dovrebbe essere migliorata la situazione. Allora, ritorniamo, ricominciamo. Benvenuti a questa live di Reni Retro, dove parleremo un po' di retro computing, retro gaming, eccetera. Sono le 10:18, intanto si sono fatte le 10:18 di questo lunedì 27 febbraio 2023. Ok? Allora, oggi, come c'è scritto nella descrizione della live, questo è il secondo episodio, quindi dobbiamo sfogliare insieme il secondo volume che abbiamo già visto nella precedente live di venerdì scorso, mi sembra, sì. Di venerdì scorso. Allora, sono questi due tomi che vedete qui dietro. Allora, quello che abbiamo visto venerdì scorso è questo volume qui. Questo volume qui che cos'è? Questo è un volume che contiene tutti i volumetti piccolini che uscivano insieme alla rivista Special Play Games negli anni 80. Questa era una rivista che usciva in edicola mensile, con allegata una cassetta che aveva il lato A arancione e il lato B blu. Il lato A era per Commodore 64 e il lato B era per Spectrum 48K. Quella del Commodore 64 andava letta con questo lettore qui, il Dataset, vedete? Il Dataset. E la versione invece per Spectrum utilizzava un qualsiasi registratore con entrate e uscite Air e MIC. Per funzionare bastava attaccare un qualsiasi registratore portatile allo Spectrum e funzionava per caricare i giochi, i programmi. Lo Spectrum 48K, per chi non se lo ricorda, è quello con i tasti in gomma, piccolino, si poteva riporre tranquillamente in un cassetto, bastava avere il cavo d'alimentazione, il cavo video e poi eventualmente i cavetti del registratore per poterlo utilizzare. Quindi era anche di facile utilizzo, bastava metterlo in un cassetto e poi tirarlo fuori solo quando era necessario. Questo è il volume 1, l'abbiamo sfogliato insieme venerdì scorso, vedete? Dentro contiene tutti i volumetti, il volume 1 dal numero 1 al numero 18, vedete? Ci sono qui in copertina dall'1 al 18 di Special Play Games, ok? Tutto by edicola 8 bit, l'amico Giuseppe Di Lillo, ok? Quindi l'amico Giuseppe Di Lillo ha messo insieme praticamente tutti quanti i numeri di Special Play Games e ne ha fatti due libri grossi, così grossi, da almeno 600 pagine l'uno, ok? Allora, per chi è come me del 1970X e ha vissuto appieno l'era delle cassettine da edicola, si ricorderà sia di queste. Abbiamo visto, ci sono nel mio canale YouTube tutti gli episodi dedicati a Special Program. Erano tante le riviste che sono uscite. Ecco, gli Special Program, per farvi capire, sono questi Special Program, vedete? Gli Special Program sono questi, che era sempre un'altra rivista, e dentro Special Program c'erano altri giochi sempre per Commodore 64 e ZX Spectrum 48K. Allora, andiamo a vedere qua su questo qua che cosa vi volevo far vedere. Un'altra cosa, c'era sempre, ecco la pubblicità, vedete? C'erano queste altre riviste, i Magnifici 7, Top Play Games, vedete? Erano tante riviste che uscivano in edicola, mensilmente. Adesso dobbiamo andare a sfogliare, come vi ho detto, il volume 2. Eccoci qua. Volume 2. Special Play Games.
sempre by Edicola 8 bit, Giuseppe Di Lillo, e vedete che qui anche volume 2, Special Play Games, riportate anche le cassette arancione e blu e il dataset dalla forma diciamo indistinguibile, cioè solo il Commodore 64 aveva il registratore così, vedete? Ok, quindi su questo volume ci sono i restanti, quindi dal 19 al 31 i restanti numeri di Special Play Games, e poi ci sono dei supplementi. Quindi vedete, i supplementi sono questi qua, che non riesce a mettere a fuoco la mia videocamera, però si vede. Ok, supplemento 993, supplemento 1025, eccetera. Allora, guardate le copertine come venivano fatti. Noi vi dovete trasportare però nell'epoca. Noi quando vedevamo già questi disegni in copertina pensavamo che ovviamente il gioco era così bello, poi ovviamente la grafica del gioco in per sé stesso non era come la presentazione, chiamiamola così, come diciamo il disegno. Ovviamente diciamo la presentazione aveva solo lo scopo di introdurre il gioco. Guardate poi la rivista dentro, ovviamente diciamo quelli come me la conoscono tutti, c'era in ogni pagina spiegato il gioco sia per Commodore 64 che per Spectrum 48K, e poi sotto i vari tasti da utilizzare, se si dovevano utilizzare i tasti o il joystick, se era possibile usare il joystick. Vedete, il joystick porta 2. Ok, allora un attimino solo che devo abbassare anche qui il livello, se no c'ho davvero troppi echi. Ok, allora andiamo avanti, vedete, guardate anche la qualità della rivista. Come già dico sempre durante le mie live, la mia videocamera non riesce a rendere i colori, ma i colori sono perfetti di queste pagine, quindi ricordano proprio moltissimo quelle che erano le riviste originali. Ma cosa ha in più quest'opera? Il fatto che ci sono tutte quante riunite in una sola opera. Nessuno di noi, anche io che ero un appassionato, ne compravo tante, non ce le avevo tutte, ovviamente, che ne so, un giorno compravo Special Play Games, un giorno compravo Special Program, la volta dopo compravo i Magnifici 7, i Magnifici 10, quindi non ce le avevo tutte, neanche io. Quindi grande lavoro di riunire tutti i numeri in un'unica opera, e quindi diciamo questo per noi nostalgici è una cosa, è un'opera veramente un must da avere. Allora, qui ci sono anche i top 10 per Commodore 64 e Spectrum. Allora, per Commodore 64 al primo posto c'era Uridium, al secondo posto Hardball e al terzo posto gli Kung Fu. Invece per Spectrum al primo posto c'era FA Cup Football, poi c'era Movie al terzo posto Skyfox. Ok, guardate qua c'era pure Commandos, vedete, per Spectrum, mentre per il C64 c'era Bionic. Ok, non vi faccio vedere tutto. Questo è il Sinclair QL, io ce l'ho questo computer nella mia collezione di retro computing, il Sinclair QL, vedete tutto spiegato nei minimi dettagli, il Sinclair QL. Ecco un'altra rivista che usciva all'epoca. Allora, il nostro amico Giuseppe di edicola8bit.com aveva fatto anche questi volumi, li ha stampati, però sono già finiti, quindi non si trovano già più, neanche io ce l'ho fatta ad averne uno. Vedremo se in futuro, durante l'anno, Giuseppe riceverà abbastanza richieste da giustificare un'ulteriore ristampa di questi volumetti. Anche questi erano 2 tomi da 600 pagine come queste, quindi diciamo sono tanti diciamo i volumi, tante pagine da unire, da assemblare insieme. Qui si parla di Impossible Mission, un gioco che ha fatto la storia
su qualsiasi piattaforma, ok? Anche per l'animazione dello sprite, anzi soprattutto per l'animazione dello sprite. Oh, qui si cominciava a parlare di PC già, PC10 e PC20, ovvero la compatibilità. Il PC10 e il PC20 erano computer basati sul sistema operativo MS-DOS, ok? Però c'erano ovviamente processori 8088, mi sembra pure 8086. Comunque erano proprio dei PC, quindi richiedevano MS-DOS, richiedevano diciamo i dischetti dei vari programmi scritti per personal computer, quindi non erano purtroppo compatibili né con 64 né con VIC-20 né con Plus 4, niente. Questi erano prettamente dei PC, il PC10 e il PC20. Poi magari farò un'altra live in cui andremo a spiegare bene come funzionavano questi computer, qual era l'hardware, quali erano i processori, quello che dice anche qui dentro, qual era la risoluzione grafica, insomma quanta RAM avevano, perché ovviamente erano PC con pochissime prestazioni. Qua vedo che menziona 640 KB di RAM, quindi pensiamo un po' che quello che si poteva fare. Quindi allora, ecco, vedete, qui ci sono tutte le caratteristiche sia del PC10 che del PC20. Andiamone a leggere qualcuno così per fare un tuffo nel passato. Allora, per esempio il PC10 che è il più vecchio, diciamo CPU 16 bit 8088, unità logico-aritmetica, cioè la FPU, il Floating Point Unit, quello che serviva per fare i calcoli tra virgolette in virgola mobile, era il processore 8087, ok? Quindi opzionale solo se uno doveva fare dei programmi che richiedevano grandi quantità di calcolo, allora si poteva mettere il coprocessore matematico, ok? Campo di indirizzi fino a 1 megabyte, frequenza del clock 4,77 MHz, quindi già era 4 volte più veloce di un Commodore 64, 3 volte qualche cosa. La memoria aveva 256 KB di RAM, espandibile internamente fino a 512 o a 640 KB, ok? ROM, quindi il BIOS che risiedeva su un chip a parte, era di 8 KB, ok? C'aveva l'interfaccia parallela Centronics e seriale RS232 standard, quindi l'interfaccia tastiera di serie, la scheda video monocromatica, 80 caratteri 25 righe su schermo, ok? Matrice 9x14. Le espansioni c'aveva 5 slot per schede MS-DOS compatibili, di cui 2 schede video e disco rigido, cioè il controller per, all'epoca era anche Centronics, all'epoca c'erano diversi controller e diversi tipi di disco rigido, fino a che non arrivò lo SCSI, l'IDE, le Nance DIDE, ci siamo passati, ce n'è passata di acqua sotto i ponti per arrivare allo standard attuale, il serialata. Il serialata adesso già sono diversi anni che è lo standard, migliora ovviamente le prestazioni, ma il bus è sempre quello, ok? Quindi migliorano le prestazioni, i contatti però e i cavi sono sempre quelli del serialata. Allora, drive, 2 drive da 5 pollici e un quarto da 360 KB, interfaccia fixed disk, alta velocità, massimo 4 drive si potevano mettere su questo PC10. La tastiera era alfanumerico, 84 tasti, col tasterino numerico, 10 tasti funzione, tasto e rollover, versione italiana. E poi c'era il monitor da 12 pollici monocromatico con P39, larghezza di banda 20 MHz di serie. Ok? Scheda di espansione video opzionale, quindi bisognava comprarla a parte. Poteva portare la grafica fino a 640x200 punti in monocromatico o a 320x200 a 16 colori. Tramite delle espansioni si poteva addirittura arrivare a 640x200 caratteri in 4 colori.
oppure a 320x200 a 16 colori. Sistema operativo MS-DOS 2.11. Ok, e poi c'era il Basic che viene caricato da dischetto, compatibile con IBM e Basic A. All'epoca dentro il DOS 2.11 non c'era neanche il GW Basic. Io ho studiato parecchio anche il GW Basic del PC, però mi trovo molto meglio col Basic sia del 64 che dello Spectrum. Tutti questi Basic ovviamente erano molto simili tra loro, essendo sempre interprete dei comandi fondamentali del Basic, quelli. Poi ovviamente c'era chi, per esempio col Simon Basic, si aggiungevano dei comandi al Basic standard del Commodore 64, il Basic del Sinclair aveva dei comandi grafici in più, però diciamo la base, i comandi basilari del Basic erano quelli e erano diciamo uguali per tutti. Ok, poi vabbè, qua si parla di altre cose, si ricomincia a parlare di giochi. Guardate i giochi, la grafica dei giochi com'era. Non dico che era in modalità testo, ma poco ci manca. Ok, buongiorno Matteo, buongiorno, benvenuto. Stiamo sfogliando insieme questa rivista qui. Ogni mese in edicola, Special Program, Magnifici 7, Top Play Games. Questa è la rivista, Special Play Games. Allora, qui c'era sempre la bottega del chip, che io dico ovviamente qui la pirateria la faceva da padrone, anche se di pirateria non si può parlare. Adesso a brevissimo, mi sembra il 2 o il 3 di marzo, uscirà al cinema il film Mixed by Harry. Qui si parla di altro. Mixed by Harry sono le audiocassette che partivano da Napoli, le Mixed by Harry, eccole qui, Mixed by Harry. Queste sono audiocassette, partivano da Napoli e andavano in tutta Italia, e erano tra virgolette pirata, ma all'epoca ancora non c'era una vera legge che regolamentava la pirateria, sia informatica sia di audiocassette, di videocassette, e quindi col fatto che c'era un grandissimo commercio di supporti vuoti, che poi tutto questo venne sostituito da CD e DVD, e ci fu un enorme commercio di CD e DVD vuoti, si compravano a campane. Comunque anche le audiocassette e le videocassette ne vendevano talmente tante di audiocassette e videocassette vuote che quindi si incrementava la pirateria, e quindi qui venivano venduti un sacco di giochi e programmi per Commodore 64. Ricordiamo pagina 30, guardate cosa vi faccio vedere. Vi faccio vedere qui dentro l'involucro di una cassetta VHS-C, vedete, questo è il formato piccolo delle videocassette VHS. Cosa c'è qui dentro? Qui dentro c'è questa, l'interfaccia per Commodore 64 per attaccare due datasette e fare la copia delle cassette con dentro i giochi. Quindi anche le cassette, quelle Special Play Games, i Magnifici 7, i Magnifici 5, tutte quante. Queste, guardate che vi faccio vedere anche questo che vedete piccolino, questo processore che sembra un processore, questa è una zip RAM, sono delle RAM aggiuntive che si potevano mettere anche dentro il PC10, il PC20 che abbiamo visto, che avevano processori 8086, 8088, e quelle erano le RAM di espansione. Poi siamo arrivati alle SIM, alle DIM, alle SDR, alle DDR, e abbiamo fatto tutto il percorso informatico per arrivare alle RAM attuali. Eravamo arrivati a pagina 30, noi andiamo avanti. Ok, ecco, e vi stavo facendo vedere appunto la bottega del chip che su altre riviste veniva comprata Vendo, Compro, Cerco, Trovo, anche perché come vedete Vendo, Compro, Cerco, Trovo, ok, era il modulo da compilare per spedire. Allora, possiedo circa 400 programmi, giochi e utilities, richiedeteci la lista. Vendo o scambio per Spectrum, vendo cassette per ZX Spectrum 16K e 48K a lire 10.000 contenenti ben 20 giochi. Vendo anche
4 chiavi per duplicare ogni tipo di programma protetto. Pensate, vende e scambia più di 1000 giochi, tra cui Way of the Exploding Fist, Karate, Mission Impossible 1 e 2, School, Dize e tantissimi altri giochi. Telefonare ore pasti. Annuncio sempre valido, Davide. Vabbè. E anche su questo, ovviamente, come già ho detto, si faceva tutto in barba pure alla privacy, che poi nacque la legge sulla privacy e tutta sta cosa, anche se trattasi di un marchiarino, non si poteva più fare. Allora, qui andiamo a vedere anche la copertina delle cassette. Questa bisognava ritagliarla, metterla dentro la custodia della cassetta e così si aveva anche la lista dei giochi, il numero della rivista e tutte le informazioni. Diciamo, questi quadratini che vedete qui, questi servivano per scrivere i giri da cui partiva un gioco, da dove partiva e dove arrivava. Ok? Andiamo avanti, vedete Special Play Games, sempre Special Play Games, ecco, giochi sulla cassetta, tra lista dei giochi, lista di giochi da una parte e dall'altra per Commodore 64 e per Spectrum 48K. Ok, vedete lo Spectrum è proprio quello lì con i tasti in gomma. Allora andiamo avanti, vediamo se c'è qualche cosa degna di nota. Qui tanto allora queste riviste le trovate gratuitamente anche sul sito www.edicola8bit.com. ok, quindi se non la volete cartacea, la versione digitale è liberamente consultabile sul sito www.edicola8bit.com. ok, quindi andate sul sito e lì in versione digitale trovate tutte le riviste di cui io sto parlando. Ok, quindi se volete andare ad approfondire qualche gioco, qualche cosa, qualche volumetto che vi ricorda la vostra infanzia, potete farlo tranquillamente andando sul sito. A me sinceramente averlo in cartaceo è un qualcosa che non apprezzo, proprio per come ho vissuto io quegli anni. Ok, qui sempre solita pubblicità, Special Play Games, Top Play Games. Qua si parla di un altro gioco che si chiamava Super Bowl, quindi era di ovviamente rugby. E andiamo avanti. Amstrad PCV 8256. Andiamo a vedere anche, allora qui fa vedere proprio il computer con la stampante, il monitor. Però andiamo a vedere sempre, a me fa piacere vedere le caratteristiche. No, non ci stanno scritte qui, peccato. Se no, se c'era una pagina riassuntiva delle caratteristiche, andavamo a vedere come a distanza anche di pochissimo tempo cambiavano e miglioravano le caratteristiche a una velocità enorme. Ok, il quarto protocollo. Oh, Rambo. Questo, allora, qui mi fermo un attimino solo su questo gioco. Allora, non mi ricordo bene che anno era, però era un Natale. Io aspettavo, ero bambino, a noi ancora veniva la Befana e ci portava diciamo i regali. Quell'anno trovai appunto nella calza insieme ai dolci anche due cassette giochi. Uno era Rambo, questo qua, e l'altro era Zorro. Il primo che erano, mi sembra, se non mi ricordo male, le 3 di notte, era tardissimo di notte e io mi svegliai e volevo andare a vedere che mi aveva portato la Befana. Trovai questi giochi, io il Commodore 64 col televisore in bianco e nero ce l'avevo in camera mia, io dividevo la stanza con mio fratello, svegliai pure mio fratello, ci ha portato i giochi nuovi, vediamo questi giochi, e caricai prima Zorro. Zorro non era questo granché, diciamo, come giocabilità, come poi lo apprezzai in un secondo momento, perché ecco, dovevi andare a prendere questo fazzoletto, era un po' macchinoso, non si capiva bene quello che dovevi fare, quindi io caricai Zorro che c'aveva una bella musichetta, ma quando misi la cassetta di Rambo, ragazzi, non ce ne fu per nessuno, perché già la presentazione che si caricava piano piano mentre la cassetta girava, compariva la schermata di Rambo con questo lanciarazzi
in mano, disegnato molto 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 bene, della Ocean Rambo, ed era già una presentazione con un audio. La trovate ovviamente su YouTube, trovate tutto su YouTube. Se cercate Rambo 2 per Commodore 64 trovate tutto, anche il caricamento che al centro c'aveva questa immagine che si caricava una riga alla volta, e intorno ovviamente le solite righe colorate del Commodore 64, che in questo caso non ve le posso far vedere, ma di solito Giuseppe le usa quelle righe come sfondo per qualche cosa. Vediamo se la usate qui come sfondo per qualche cosa. No, non le vedo. Comunque avete capito, erano delle righe colorate che servivano anche per allineare l'azimut, perché se erano tutte pare funzionava bene e il caricamento stava andando a buon fine. Se invece erano rade, una riga ogni tanto, vuol dire che l'azimut era disallineata e il gioco non si stava caricando. Comunque, ritornando a Rambo, quando poi partì la musica con tutti questi titoli, con tutti questi font giganti, bellissimi, già solo per far vedere i record dei punteggi, era una cosa spettacolare. Poi partiva il gioco e il gioco trattava appunto di Rambo che doveva andare a liberare i prigionieri, doveva portarli all'elicottero, scendere con l'elicottero, cambiare l'elicottero, insomma era tutta l'avventura che riportava il film Rambo 2. Non Rambo 1, Rambo 1 è quello che lui torna in città dopo essere stato in Vietnam, e quello non c'è il gioco. Questo, il gioco era di Rambo 2, quando lui viene contattato per andare a fare questa missione di liberare il colonnello Trautmann e i prigionieri, diciamo, nel campo nemico. Quindi il gioco è tutto incentrato su questo, lui che arriva e deve tornare poi con l'elicottero al campo base. Quindi niente, praticamente passammo tutta l'Epifania a giocare a questo gioco, a Rambo, perché era veramente veramente bello, un gioco molto molto bello che valeva veramente la pena di essere giocato. Ok, e questo era Rambo. Ho raccontato un aneddoto su Rambo. Andiamo avanti. Qui anche su questo numero la bottega del chip, ok, e qui andiamo su un altro numero, sempre Special Play Games, altri 14 giochi, 7 più 7. Vediamo se c'è qualcosa. Se c'è qualcosa lo stiamo sfogliando insieme, infatti la live si intitola appunto Sfogliamo insieme. Io questo non l'ho aperto, non l'ho sfogliato prima di vederlo insieme a voi. Il computer sul sentiero di guerra. L'esercito britannico in Germania si dedica ai War Games e ora dispone di un nuovo. Guardate pure delle immagini belliche prese da qualche libro di storia sicuramente. Ok, qua ci stanno anche le classifiche, primo classifica, le classifiche, il meglio dell'estate, Paradroid, Ping Pong, vedete? Qui ci sono un po' di recensioni dei giochi, di recensioni con le immagini, vedete? Comunque pure queste riviste sono degne di nota. Ball Blazer, perché nel loro piccolo cercavano di portare nelle nostre case un po' di informazioni. Ovviamente dovete capire che all'epoca non c'era internet, quindi l'unico modo per sapere dell'uscita di nuovi giochi era più o meno con l'edicola, con le riviste, diciamo, come passaparola tra amici, ma non c'era né IRC né internet né niente. Qualcuno di noi solo più in là, alla fine degli anni 80, nei primissimi anni 90, con l'adattatore telematico già del Commodore 64, tramite la connessione ad alcune banche dati elettroniche, quelle che poi vennero chiamate le BBS, poteva avere qualche informazione di più. Chi all'epoca già faceva l'università poteva sperare di andare in qualche computer VAX universitario che era connesso ad una rete interna di elaboratori elettronici, e quindi tramite una sorta di chat di IRC
poteva scambiare messaggi in tempo pseudo-reale, chiamiamolo così, con altra gente in giro per il mondo, perché proprio in quegli anni si cominciavano a sviluppare le reti di computer, ma era tutto sul nascere, ancora non c'era una vera e propria rete internet, diciamo era più un'unione di sistemi informatici. Molte volte uno mandava un messaggio su un sistema di messaggistica e ci volevano 2 o 3 giorni perché questo messaggio arrivasse a destinazione, prendesse la risposta e la risposta tornasse a te, perché ovviamente quello che veniva chiamato il polling, cioè lo scambio di dati, col fatto che la bolletta telefonica aveva un costo in base al tempo o agli scatti telefonici, quindi conveniva fare il polling, cioè lo scambio di dati tra sistemi 1 o 2 volte al giorno. Quindi se era una volta al giorno, in quella volta diciamo, il tuo messaggio veniva inviato, arrivava in un sistema e piano piano arrivava a destinazione. Poi chi doveva rispondere rispondeva, e quindi il giorno dopo, quando c'era il polling di tutti i sistemi, piano piano ti tornava a te la risposta. Quindi diciamo era tutto molto più lento rispetto ad oggi. Ad oggi noi facciamo un messaggio WhatsApp, Telegram, eccetera, immediatamente arriva a destinazione, immediatamente ci arriva la risposta, ed è tutto in tempo reale, tutto molto più veloce. Addirittura ci siamo inventati che con i messaggi vocali possiamo aumentare a 1,5, 2, 3 la velocità per ascoltare magari dei messaggi molto lunghi in un tempo molto più breve. Ok? Quindi vedete, io parlando diciamo vi spiego quello che io ho vissuto sulla mia pelle, quelle che sono le mie esperienze. Ok? Qui siamo arrivati al numero 21 e qui vedete altro special play games con altri 14 giochi. Ok, andiamo avanti. Io lo sfoglio insieme a voi. Non vi faccio vedere tutte queste pagine perché è inutile. Andiamo a vedere se c'è magari. Eccolo, questa era l'immagine, ovviamente non questa che si vede così bene. Comunque la scritta era molto simile a questa, e l'immagine era proprio questa qui, di lui con lanciarazzi in mano, però ovviamente era disegnata sul computer. Bellissimo, questo è stato un gioco per me che ha fatto almeno la mia storia, ma secondo me proprio la storia del Commodore 64. E questa era la grafica, c'erano tutti gli alberi che bisognava evitare, insomma era un bellissimo gioco. Poi trucchi da hacker, qui parla degli hacker che già c'erano, però in questo frangente, visto che i computer abbiamo visto che non erano connessi in rete, spesso non avevano neanche un hard disk, quindi spegni, accendi, perdevi tutta la RAM. Quindi diciamo che gli hacker erano più quelli che proteggevano i giochi e i programmi originali per renderli disponibili alla massa, ok, in modalità gratuita. Quindi non erano hacker che andavano a intrufolarsi dentro sistemi informativi, quindi non c'era questa cosa. Infatti San Francisco c'è ancora qualcuno cui interessa un vecchio LP autografato dei Beatles. Vabbè, comunque, ecco altri 2 giochi che hanno fatto la storia. Uno Gyroscope, vedete? Gyroscope ha fatto la storia, aveva questi livelli che uno doveva andare da una parte all'altra a scendere sempre più giù. E poi Raid Over Moscow, anche questo gioco ha fatto la storia del Commodore. Ok? Fu un gioco veramente veramente bello anche dal punto di vista grafico, vedete? E iniziava ovviamente con un omino che doveva salire dentro un jet e partire dall'hangar di questo jet. Poi ovviamente c'era tutta un'altra storia di fondo, tutta un'altra avventura da fare. Ok, questo è venerdì 13 dei computer game, vedete? Venerdì 13 nel mondo della magia, Staff of Kernath.
Allora, i magnifici 7, top play games, la bottega del chip, come vedete adesso qui è scritto fitto fitto fitto, il font che hanno utilizzato è molto più piccolo rispetto a quelli precedenti, infatti io qua non ci leggo proprio niente, ma niente niente niente, guardate come è scritto piccolo, pure se ve l'avvicino parecchio, vedete? Ora vi faccio vedere com'era nel numero precedente. Nel numero precedente qualcosa si riusciva a leggere. Allora vi faccio vedere, sto cercando, aspettate, aspettate. Ecco, qui il font è molto più grande, qui invece l'hanno rimpicciolito al minimo perché ovviamente è pieno zeppo, qua non ci riesco neanche a leggere niente io, qua no, non ci riesco proprio a leggere, ci vuole una lente di ingrandimento ed erano ben una, due, attenzione se non mi si rovina, e 3 pagine fitte fitte di, eppure di qua qua c'è sta un'altra colonna accanto a Special Play Games, e questo era il vendo compro cerco trovo, vedete, di Special Play Games. Come ho detto, io sono sicuro che c'è da qualche parte pure un mio annuncio, però cercarlo in mezzo a questa marasma di roba mi sa che è quasi impossibile, se non mi ricordo su quale numero uscì. Siamo arrivati, vedete, al 22, eccolo, 14 giochi, Special Play Games, grandissimo, Lancelot, vabbè qua ci stanno un po' di giochetti, andiamo avanti che sennò la live diventa un po' troppo lunga. Starship Andromeda, hanno fatto anche il gioco, la seconda serie dei PC Commodore, andiamo a vedere, PC 10.2 e PC 22, quindi qui ci sono, vedete, tutte le caratteristiche. Adesso se ce la faccio un attimo le andiamo a leggere. Allora, unità principale, processore a 16 bit 8088, 8088 è rimasto quello, coprocessore matematico 8087, 1 mega di indirizzi massimo, e la frequenza del clock 4 MHz 77 uguale 512 KB di RAM di serie, si può arrivare fino a 640, pensate un po', e la ROM sempre da 8 KB, parallela seriale e tastiera di serie, scheda video di serie, 720x348 pixel IBM compatibile, espansioni 5 slot di espansione, poi interfaccia fixed disk, il PC 10.2 ce n'aveva 2 di drive, mentre il PC 20 mi pare che ce n'aveva uno, però era da 3 pollici e mezzo. Ok, poi la tastiera, monitor di serie e risoluzione grafica, non dice granché, altro gioco che ha fatto la storia è Winter Games. Winter Games, vediamo un po' se c'è qualche immagine, eccolo qua, il salto con lo sci, il bob, vedete, il biathlon, questo è il biathlon, guardate, è qualcosa di spettacolare, ci abbiamo giocato tantissimo, tutti quelli della mia generazione con Summer Games e Winter Games ci hanno giocato tantissimo, si poteva giocare mi pare fino a 4 giocatori, ogni giocatore poteva scegliere la propria nazionalità, c'erano, diciamo, brevi pezzettini degli inni nazionali di tutte le nazioni che partecipavano alle Olimpiadi, quindi era un gioco veramente fatto bene, d'applauso. Mi pare che questo che era Activision, mi sembra che era by Activision, ma non mi ricordo bene perché ovviamente la vecchiaia, comunque mi sembra che era dell'Activision, non ci hanno messo la presentazione. Poi qua si parla di Core, ok, Marmee Madness, e andiamo avanti, sempre vendo compro cerco trovo, numero 23, andiamo avanti, vediamo quale altro aneddoto quale altro aneddoto c'è. La trilogia di Temple of Apshai, poi Pentagram, Spy West Spy, Green Beret, pure Green Beret, questo più al bar,
cioè questo qua, Green Beret, ebbe un grande successo al bar. Spy vs Spy. Andiamo, vedete, Spy vs Spy. Guardate. Queste sono tutte cose che hanno fatto la storia, ragazzi. Hanno fatto la storia di Great Escape. Finalmente le nostre riviste anche sul dischetto. Vedete, man mano che andiamo avanti, le cassette col dataset erano troppo lente e troppo datate e quindi venivano sostituite dal Commodore Disk Drive 1541. E il drive fece la storia talmente tanto, ne vennero vendute talmente tante unità, poi uscì anche l'15412, l'1571 insieme al Commodore 128, perché mentre l'1541 leggeva una faccia per volta, cioè aveva una sola testina, l'1571 leggeva doppia faccia contemporaneamente. Poi uscì l'1581 che era il floppy da 3 pollici e mezzo per Commodore 64, che metteva a disposizione molto più spazio rispetto a un floppy da 5 pollici e un quarto. Quindi vedete che l'evoluzione in quegli anni era molto molto veloce, bisognava cercare di stare al passo in qualche modo. E quindi veramente veramente tanto di cappello a tutti gli ingegneri, a tutti quelli che hanno poi realizzato ciò che arrivava nelle nostre case. Poi noi ci dilettavamo. Ciao Matteo, buongiorno, benvenuto. Stiamo, non so se è di tuo interesse, stiamo sfogliando questo tomo. Guarda che tomo, è un tomo da 600 pagine, è il volume 2 di Special Play Games. Già nell'altra mia live, la trovi nel mio canale YouTube, abbiamo sfogliato venerdì scorso insieme il volume 1, ok? The Great Escape, un altro gioco. Andiamo avanti. Qui non hanno parlato di altro hardware. Comunque anche l'1541 si prestava ad essere modificato. Agent USA. Qui c'è Agent USA, guardate. Stati Uniti d'America come erano negli anni 80. Mamma mia, che spettacolo. Allora, andiamo avanti. Io vi faccio vedere solo le cose essenziali, sfogliamo insieme, nel senso che io sfoglio e poi vi faccio vedere. Allora, un attimino solo, vado ad accendere la luce perché qui a Roma c'era un bel sole, ma se n'è andato. Quindi abbiamo la luce, accendiamo la luce e via, più veloce della luce. E andiamo avanti. Allora, guardate, così anche le riprese vengono meglio, se c'è più luce. Gauntlet, altro gioco che ha fatto la storia, Gauntlet. Mission Elevator. Vedete che queste riviste, poi era uscita ovviamente la versione digitale anche dei giochi da tavolo, ok? Io su Commodore 64 avevo il Monopoly, tra l'altro Monopoly sia in inglese con la Y che Monopoly con la I finale, che era il Monopoly italiano, ok? E qui si parla di Trivial Pursuit, ok? Trivial Pursuit, mi sembra che questa era la versione per Commodore 64, ok? Non mi sbagliavo, me la ricordavo benissimo, la versione di Trivial Pursuit per Commodore 64. Grandissimi, qua è tutto recensito, anche Trivial Pursuit. Guardate che c'era tanta roba da trasformare tra virgolette in digitale. Vedete, questo purtroppo è tutta scarabocchiata e mi sa che Giuseppe non è riuscito a fare la magia e a pulire questa pagina, purtroppo. E quindi la rivista gli è arrivata così. Purtroppo sono riviste che, come già ho detto, non si trovano più queste, c'è giusto qualche collezionista che si è tenuto qualcuna di questi volumetti. Io ripeto, noi eravamo molto più interessati alle cassette che non alla rivista, al volumetto in per sé stesso. Sì, una volta che uno aveva visto quali erano i joystick, se andava in porta 1 in porta 2 e se c'era qualche tasto da premere,
basta, la rivista veniva buttata, accantonata, scarabocchiata, e quindi purtroppo a far arrivare fino a noi queste riviste diciamo, in una condizione da poter essere ristampate, comincia a essere un'impresa, e questa impresa diciamo, l'ha portata a termine già mettendo insieme un numero, diciamo, per ogni testata, ecco, Special Program, Special Play Games, i Magnifici 5, Magnifici 7, Giuseppe che l'ha messi sul suo sito. Poi ha voluto fare ancora di più e ha contattato una tipografia per poi andare a stampare questi volumi. Lui ha fatto degli enormi file PDF e li ha mandati in stampa, e quindi, diciamo, con una qualità molto molto buona, totalmente leggibile e utilizzabile, e ha fatto questi volumi di cui, diciamo, consiglio l'acquisto. Non so se ne sono rimasti qualcuno, bisogna contattare lui. Contattatelo tramite il sito www.edicola8bit.com o tramite il suo, diciamo, il suo gruppo Facebook che si chiama proprio Edicola 8bit, ok, la sua pagina Facebook. Qua c'è la classifica, Firelord, vabbè, andiamo avanti. Parallax, pure Parallax ha fatto la storia, vedete, Parallax, qui si parla. Ciao Tony, oggi non parlo anche se l'ho menzionato, Tony, guarda un po' che ti ricorda, visto che stai qui. Tony. Mannaggia. Ciao Michele. Tony, Mixed by Harry tra 2 o 3 giorni al cinema, ce lo andiamo a vedere. Poi io nel caso mi comprerò anche il libro. Non so se tu già l'hai comprato il libro. Un attimo solo, rispondo al telefono che è mia madre. Scusate un attimo, levo un attimo l'audio, levo un attimo l'audio. Un secondo solo. Fatto. È tornato l'audio? Aspettate che purtroppo c'è un ritardo enorme tra quando io ho finito ecco, sì. Ok, l'audio è tornato. Scusatemi, ma fa parte della diretta, il bello della diretta. Allora Tony, con chi ci vai tu a vederlo? Dimmi un po', siete tu, Mr. Charlie e tutta la combriccola? Coinvolgete anche Antonio Sessa. Con chi ci vai? Dedichiamo un paio di minuti a Mixed by Harry, il film e il libro. In libreria trovate il libro Mixed by Harry e al cinema trovate il film dal 2 di marzo, mi sembra, se non vado errato. Tony, con chi ci vai? Dimmi, sono curioso. Ti sei organizzato con qualcuno della combriccola di Napoli? Non risponde, vabbè, non so neanche se c'è ancora. Comunque salutiamo l'amico Tony, buon incontro, salutiamo l'amico Enrico Henry. Savio Fiore e Gaetano Celestino, salutameli tutti e due. Mi sarebbe piaciuto venire a Napoli e andare con voi al cinema, però è quantomeno impossibile. Da Roma c'ho la famiglia, poi c'ho un sacco di cose da fare ultimamente, quindi mi è molto difficile, però mi sarebbe piaciuto venire insieme a voi, guarda, grandi. Saluto anche Savio Fiore e Gaetano Celestino, ok, e un saluto anche al grandissimo Tony che è passato in live. Se posso prendere il coso, il treno con 20 minuti sto a Napoli a 500 km orari, quanto vanno adesso i treni? Done there. Noi ricominciamo
con i giochi Commodore 64 e Spectrum 48K. The Pawn. Guardate queste grafiche fatte così, che sembrava chissà che, e invece sono pochissimi punti. Vedete come venivano fatte le sfumature qua? Venivano fatti i punti più radi e quindi diciamo sembrava che c'erano più colori e si sfumava. Adesso abbiamo miliardi di colori, fino a qualche tempo fa erano 16,7 milioni di colori, adesso le schede video hanno miliardi di colori. Academy. Fist 2, questo è il seguito di The Way of the Exploding Fist Karate, e questo è Fist 2. Allora andiamo avanti, quindi sfogliamo insieme, vediamo qua. Ecco, questo per esempio è pulito, vedete? Special Play Games numero 26. Vengo, dove vado? Purtroppo mi è quasi impossibile, per non dire impossibile, venire a Napoli. Devo venire pure a trovare mia cugina che vive lì a Via Tasso. The Activators. Ci avrei pure dove dormire, perché la casa di mia cugina è bella grande grande a Via Tasso, ha voglia a poter dormire lì. E c'è anche mia zia, la sorella di mio padre, che abita ancora a Fuorigrotta. A Fuorigrotta, sta ancora lì. E tra l'altro sta da sola lì a Fuorigrotta. Vedete, qui continuano a fare la pubblicità, vedete, a forma di cerchio, perché è un floppy. Il floppy, anche se i floppy disk erano quadrati, aspettate, mannaggia a me, mannaggia, anche se erano quadrati i floppy disk, dentro sono tondi ovviamente per poter girare. Quindi fare un cerchio. Sto andando un po' più veloce perché è un'ora già che dura questa live e poi diventa troppo lunga, troppo lunga. Allora, qua non si è parlato di nulla, sto andando un po' più veloce. Oh! Questo Fantastic Car è il gioco di Supercar Knight Rider, il telefilm anni 80 con la Pontiac Trans Am di nome KITT Knight Industries 2000 e David Hasselhoff che interpretava Michael Knight. Ci fu fatto un videogioco che non si poteva vedere, e questo io anche lo comprai, ce l'ho lì tra l'altro, il videogioco su cassetta che si chiamava Knight Rider Supercar per Commodore 64. In questo caso questa è la versione in blu sullo Spectrum, però quella del 64 era molto molto simile, però il gioco veramente non si poteva vedere. Guardate, io ero un appassionato, calcolate che io di Supercar ho su videocassetta tutte le volte che è stato trasmesso, io l'ho videoregistrato e ce l'ho tutte su, e se andate sul mio su Facebook, sul mio profilo Facebook, vedrete che ci sono le immagini delle videocassette di Supercar. Tutte le volte che è stato trasmesso da Italia 1 io l'ho registrato, sia con la serie con la sigla originale, con la sigla anche di Giovanotti, La Strada, che fece per un anno fece da sigla di Supercar, la rifecero in Italia montando pezzi di episodi, e con sottofondo La Strada di Giovanotti come sigla, come musica. E poi ho tutti i DVD lì, quindi sono un appassionato di Supercar, che poi ho conosciuto Marco Valleggi di MVV Blog, canale con più di 100.000 iscritti su YouTube, e l'ho conosciuto all'epoca perché lui faceva le repliche di KITT, le repliche di Supercar totalmente funzionanti, lui di Pisa, quindi toscano, doc, e anzi lo saluto tantissimo Marco, ciao Marco, un saluto da Roma. L'ho conosciuto tanti anni fa, proprio tramite le repliche di KITT Supercar, ok? Lui adesso ha un canale che va molto bene, dedicato all'elettronica e a tutto ciò che lo appassiona, quindi andatelo a vedere perché i suoi video si lasciano vedere
tranquillamente, e sono per chi piace la musica, l'elettronica, anche retro computing, retro gaming. Lui si smanetta e riesce, poi il bello è che riesce sempre a far funzionare qualunque cosa. L'unica cosa che deve finire di mettere a posto, io ogni tanto glielo dico, gli mando un ping, è il jukebox. Comunque vabbè, queste sono altre cose, noi dobbiamo finire di sfogliare queste riviste e andiamo avanti. Vi faccio vedere queste pagine che sono le più belle. Guardate che giochi spaziali. Molti giochi di Star Wars erano fatti così, o non so se questo è Star Wars proprio, no, questo è Star Glider. Star Wars pure era tutto, World Games, questo mi pare che era pure questo per Spectrum, non mi ricordo, della Epix. Comunque il sollevamento pesi, guardate che roba, il sollevamento pesi de Eidolon. Andiamo avanti, qui sempre più fitto, sempre questa è la bottega del chip, sempre hanno levato pure qua sopra la striscia, vedete, l'hanno messa da una parte sola per lasciare spazio a più annunci, una cosa enorme. Qui continuano proprio tanti all'epoca, proprio tutti quanti vendo, scambio, un piccio, un broglio, famo come ci pare. Comunque queste cassette giravano anche insieme ai floppy, giravano anche sui banchi di scuola, c'era uno scambio di giochi, ma pure stesso di queste riviste qua, che ne so, io compravo Special Play Games, quell'altro comprava Special Program, e io poi ce le scambiavamo, una volta che le avevamo viste ce le scambiavamo. Ragazzi, questi erano i tempi che si viveva molto più insieme rispetto ad adesso, secondo me. Queste cose anche ci univano parecchio, e quindi Tech Force, i robot sono tra noi. Arrangiamoci con l'alimentatore Spectrum. Opla. Come vedete, quest'opera io vi sto facendo vedere parecchie pagine, è fatta proprio bene, tranne qualcuna che era scarabocchiata, ma sono perfette. Le pagine si leggono benissimo, il contrasto è reso benissimo. Vedete, guardate le pagine bianche. D'altronde le pagine bianche sono quelle più difficili, non per quanto riguarda il contrasto. Per quanto riguarda il contrasto sono molto difficili da rendere bene. Poi ci sono anche queste che vedete, la scritta qui io la riesco a leggere tranquillamente, non tutti si sono potuti permettere di... Vabbè, andiamo avanti. Task Time, vedete, questo sfondo giallo, scritta nera, si legge benissimo. Ecco, questo non si legge un caspito di niente. La bottega del chip, che stiamo sempre là. Andiamo avanti, sfogliamo insieme, io vedo se c'è qualcosa su cui mi voglio soffermare, così parliamo un po'. Guardate che roba, qui Wargames andava avanti. Mi è dispiaciuto che non sono riuscito con questa stampa a prendermi anche i Wargames, perché anche questi, i Wargames, sono qualcosa di spettacolare di volumetti. Io ce n'ho uno di là, ecco qui Hacker 2, Blood and Goods, vedete? Blood. Olivetti Protest 128, ovviamente ho anche questo nella mia collezione di retro computing. Il supercomputer è tutto italiano, vedete che c'ha già un registratore incorporato per andare a registrare i dati. E se noi pensiamo che queste cassette erano un inizio di come veniva fatto poi quello che verrà chiamato il backup dei dati, dei server, io per anni in Ericsson ho gestito server e dovevo gestire il backup sulle cassette, quelle che si chiamavano i DAT, i DDS, Digital Data Storage, perché i DAT sono Digital Audio Tape, erano le stesse cassettine che venivano usate col PC per fare il backup dati, però dedicate all'audio, quindi era una qualità un po'
migliore, anche se il sistema di scrittura era sempre digitale, cioè si erano inventati questo sistema di scrivere informazioni già col Commodore 64 e col VIC-20, perché le cassette giochi esistevano anche per il VIC-20, c'era una collana che si chiamava Program che era per il VIC-20. Allora, il sistema era di registrare dati digitali su un formato analogico e quindi venivano registrati sotto forma di suoni nelle audiocassette, nelle cassette, quelle di queste riviste. Se noi mettevamo una cassetta, questa qui, di giochi su uno stereo, sentivamo tutti i fischi, suoni, tutti i rumori di fondo, che era la versione digitale, diciamo, di un programma. Ok? Addirittura, adesso vi dico un aneddoto, all'epoca c'erano alcune radio che di notte trasmettevano questi suoni e se uno si metteva a registrare su cassetta questi suoni c'aveva il gioco o il programma per il proprio VIC-20 o Commodore 64 o Spectrum. Ok? Lo facevano di notte perché di solito di notte solo chi era veramente interessato rimaneva sveglio e diciamo si sintonizzava su quella particolare radio locale pseudo pirata, registrava su cassetta il programma quando, diciamo, veniva annunciato. Adesso mettete rec play sul registratore perché manderemo il tale programma, e poi si sentivano tutti questi fischi, suoni, rumori, e uno metteva a registrare e così poi quella cassetta la veniva messa nel dataset del Commodore 64, del VIC-20, e veniva ricaricato il programma. Quindi era un altro modo di condividere. Io per esempio ho usato anche le videocassette per fare quello che si chiama il video backup su Amiga, quindi veniva utilizzata la banda video, che era molto più capiente rispetto alla banda audio di una audiocassetta, e quindi potevano entrarci molti più dati in meno tempo, perché ovviamente le audiocassette, per mettere più dati serviva più tempo e quindi più nastro. Nelle videocassette, col fatto che c'era la banda video, e quindi io quando mettevo poi nel videoregistratore queste cassette registrate con l'Amiga, diciamo con i programmi Amiga, c'erano 4 colonne, ok? 4 colonne, tutte a puntini bianchi e neri, bianchi e neri, bianchi e neri. Quello era il backup digitale dei dati digitali su un formato analogico, che poi a video dava queste 4 bande dove c'erano, diciamo, c'era registrato il programma digitale, e quello era l'inizio poi di tutto quello che adesso ci abbiamo davanti, che è tutto rigorosamente digitale, tutto digitale. Ok, andiamo avanti, qui non parla di niente, piano piano, Busy, Chicago, Repton, va bene, andiamo avanti. Indoor Sports, questo pure ha fatto la storia, perché erano tutti i giochi tra virgolette da fare al chiuso, tipo, ecco, vedete qui le freccette, il bowling, eccetera, sono tutti i giochi che vengono, il ping pong, che vengono fatti al chiuso sul Commodore 64, sullo Spectrum. Andiamo avanti, anche perché Mission Omega, la bottega del chip, ecco, e qui siamo arrivati all'altra rivista, vedete? Commodore Games 64, non è più Special Play Games, ma c'è Commodore Games 64. Queste sono state inserite da Giuseppe per completezza, per andare ad arrivare ad avere 600 pagine su questo volume. Ok? Lupenio vedete? Adesso vediamo se c'è qualcosa da farvi vedere. Color Mind, cominciavano i giochi da intelligenza. Fire, oh, questo mese in edicola War Games, collego War Games, a tutto calcio. Vediamo Druid 2, vediamo se c'è qualche altra cosa del Combat School, guardate, vi levo le dita, bellissimo anche Combat School,
troppo forte. Oh, vedete, oltre ai Magnifici 7 cominciavano a uscire pure i Magnifici 10 per Commodore 64. Vedete, supplemento a Special Programs, quindi c'erano i Magnifici 7, i Magnifici 10. Guardate, sulla cassetta, in questo numero, i Magnifici 10, Idolo d'Oro, il Duello, Elicotteri, le classifiche. Ecco, lo spazzino, qui c'è tutto il programma Basic per fare questo gioco che si chiamava lo spazzino, e noi dovevamo stare attenti a non sbagliare pic, poche, tutte ste if, tutte queste cose erano importanti, non sbagliare neanche un carattere, altrimenti errore. A tempo di Basic I Adore Commodore, kilobytes. Questo è un vinile, mi sa, vedete? Che il computer Commodore 64 fosse in grado di produrre suoni lo si sapeva già. I suoi generatori musicali permettono di ottenere effetti sonori con poche istruzioni impartite in linguaggio Basic. Sì, vabbè. E quindi è uscito Adore Commodore, quello era un vinile. Vedete, questa è la rubrica che si chiama Vendo, compro, cerco, trovo. Vedete? È proprio così che si chiama la rubrica. È piena d'annunci. Mandateci i vostri programmi. Vedete, è in edicola il numero 5 di Program ed era per VIC-20 e Spectrum 16K. Ok, Program era per il Commodore VIC-20 e il primissimo Spectrum che uscì con 16K, ma quello che ebbe grandioso successo fu lo Spectrum 48K. Ok, sulla cassetta, che gioco è? Gali, Push, Take Off, Killing, I misteri della giungla nera, Man and Nice, attacco aereo. Oh, ed ecco qui la tastiera musicale, che era un accessorio che si adagiava tranquillamente sul Commodore 64 biscottone e trasformava il Commodore 64, diciamo, in un synth, chiamiamolo così, in una tastiera con gli effetti sonori molto molto potenti del SID. Ok, e quindi diciamo anche il SID venne sfruttato e viene ancora sfruttato dentro alcuni programmi. C'è proprio da caricare le istruzioni del SID per poter permettere ai compositori di utilizzare gli effetti sonori messi a disposizione dal processore SID, che era considerato all'epoca uno dei migliori processori sonori, ok? Ed era incorporato dentro il Commodore 64. Ok? Ecco qua una rivista Program dedicata al VIC-20. Andiamo a vedere, perché la bottega del chip ai lettori. Allora, andiamo avanti, perché forse c'è qualcosa. Paradroid, qui un'altra volta ripreso. Paradroid, andiamo avanti. Yeah Kung Fu, un altro gioco che ha fatto la storia, ha avuto un enorme successo, infatti poi fecero pure il 2. Yeah Kung Fu era difficilissimo per me, il quadro contro un nemico che si chiamava Pole aveva un bastone e ti distruggeva per forza. Infatti io chiedevo sempre aiuto a mio fratello, lui era sempre stato molto più bravo di me con i videogiochi, quindi lui mi faceva questo quadro di Pole, poi io tutti gli altri riuscivo a sconfiggerli, però Pole proprio come nemico non ci riuscivo. Hocus Pocus, Golden Programmi, vediamo un po', va, incredibile, Sheriff, Tennis, Secret Agent, Helicopter, eccetera. Andiamo a vedere Congo 2, Pegaso, Labirinto subacqueo, Celle frigorifere, Polline, Ercole, Massi, Battaglia stellare, Flipper. Questo fu uno dei primi flipper che io vidi in digitale, vedete? Vidi su un computer invece che dal vero. Faceva un po' schifo, anche perché poi
con l'Amiga, io mi comprai l'Amiga 500 per giocare a Pinball Dreams, ok? E poi per tanti altri motivi, ma oh, guardate un po', qui io ci spenderei, diciamo, gli ultimi 5 minuti di questa live. Il Totocalcio. Allora, il Totocalcio. Allora, innanzitutto, che cos'era il Totocalcio? Come si giocava? Cosa si vinceva? Chi perdeva? Allora, il Totocalcio fu uno dei, diciamo, primi giochi, tra virgolette, d'azzardo ad essere permessi dallo Stato e diciamo si poteva giocare tranquillamente dentro le varie tabaccherie e ricevitorie del lotto, ok? Praticamente consisteva in una schedina e bisognava indovinare 13 risultati. Ovviamente non c'erano le 13 partite, alcune di Serie A, alcune di Serie B, ok? E bisognava non indovinare il punteggio di ogni singola partita, che se no cominciava a diventare più difficile del Super Enalotto, ma bisognava solo indovinare quale delle due squadre vinceva o se c'era un pareggio. E quindi c'era 1x2, vedete? Allora, 1 se vinceva la squadra che giocava in casa, x se c'era un pareggio, 2 se vinceva la squadra che giocava fuori casa, ok? Allora, tutto questo perché ci riporta al computer? Allora, c'era la colonna semplice che si poteva giocare, era quella con tutte singole, cioè tu potevi mettere per ogni diciamo partita un simbolino 1x, 2, 2x, 1 e quindi veniva fuori una sola colonna. Poi c'erano quelle che venivano definite le doppie, cioè tu su una partita potevi pure mettere 1x se eri incerto se la partita potesse finire in pareggio o se la squadra di casa avesse qualche possibilità di vincita, ok? Questo però generava diverse colonne, ok? E ovviamente costava di più una colonna con una doppia. Poi si potevano mettere le doppie a 2 partite. Poi c'erano anche le triple. Uno poteva mettere, dice io non lo so, sta partita non so chi la vince, 1x2. Però attenzione che con le triple diventavano ancora di più le colonne e quindi costava un sacco di soldi. Allora che cosa si inventarono i programmatori? Ragazzi, questa è storia dell'informatica. Usavamo i computer per le cose, diciamo, più impensabili. Lo sviluppo dei sistemi ridotti. Che significa sistema ridotto? Dice io invece che giocarmi la schedina, mettiamo che io ho 2 partite consecutive, la prima 1x2 e la seconda so 1x, però sono sicuro che non vincono in casa tutte e due insieme, allora io voglio scartare la colonna dove ci sono i 2-1 consecutivi e quindi a quel punto non venivano più giocate le triple o le doppie, ma venivano giocate tante colonne singole, scartando quelle che era meno probabile che uscissero. Allora, cosa significa questo? Quando uno giocava un sistema con più di 3-4 doppie e con 2 o 3 triple, cominciavano a esserci un numero di colonne che era enorme e uno doveva pagare per ogni singola colonna. C'erano dei computer che poi, quando uno andava a giocare la schedina in base alle doppie e alle triple, calcolavano quanto costava quella schedina, ok? Il problema era che per ovviare a questa cosa si inventarono i sistemi, Sistema Plus per Amiga, Totocalcio, Toto Plus, che poi venne sfruttato anche per il Totip, che il Totip era la corsa dei cavalli, ma sempre lì stiamo. Si sviluppavano sistemi ridotti per riuscire a eliminare le colonne diciamo che non sarebbero uscite in base al calcolo delle probabilità. Quindi c'erano tante formule matematiche, molto spesso, soprattutto su Commodore 64, quando tu cominciavi a mettere 5-6 triple, 5 doppie, 2 fisse, il Commodore 64, per calcolare un sistema ridotto in base a tutti i limiti che uno aveva messo, che ne so, non voglio che un
un risultato si ripeta per più di 3 partite, che ne so, 3-1 consecutivi, poi il quarto non deve essere 1, e quindi lui doveva andare a eliminare, ci metteva anche 1 o 2 ore a fare il calcolo dei sistemi ridotti. Questo è quanto io ho da dire sul Totocalcio, Totoplus, Sistema Professional e quanti altri programmi hanno fatto sul Totocalcio. Guardate che c'è tanto da dire, io ho tanta esperienza che mi piacerebbe condividere con voi. Quindi continuate a seguirmi, siamo quasi arrivati alla fine. Qui si parla di utility addirittura, le utility per il Commodore 64, c'è l'orologio, EasyScript che era un editor di testo, gestione indirizzi, gestione magazzino, gestione fattura, gestione equo canone, vedete, super sort per ordinare un certo numero di articoli in ordine alfabetico, in ordine numerico. Qua addirittura c'è un piccolissimo programma, perché il monitor linguaggio macchina, che cos'è monitor linguaggio macchina? È soltanto un editor per poter andare a scrivere in esadecimale i nostri programmi che puntavano direttamente ai registri dei processori e quindi scritti in linguaggio macchina, però serviva ovviamente un qualcosa, e questo veniva chiamato monitor linguaggio macchina. Ok, era un programmino basic molto semplice, e nelle ultime pagine un po' più piccoline ci sono tutte le immagini, le presentazioni dei giochi sia per 64 che per Spectrum. Ok, quindi siamo arrivati in coda anche qui. Anche qui ci sono le informazioni per tutti i giochi by edicola 8 bit, e non solo, ecco la lista di tutti i giochi presenti nei 2 volumi. Ok, eccoli qua. E questo è il secondo volume di Special Play Games. Ok? Siamo arrivati addirittura d'arrivo. Io vi ringrazio innanzitutto di essere stati qui con me per 1 ora e mezza a sentire le mie chiacchiere, a sentire quello che io ho da dire della mia esperienza, sia con i computer, sia con la musica. Abbiamo visto, mo ve ne faccio vedere un'altra, va. Abbiamo visto Mixed by Harry, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo parlato del duplicatore di cassette per Commodore 64, abbiamo visto i primissimi PC che si avvicinavano all'informatica con MS-DOS, addirittura la versione 2.11, va bene. In chiusura di live, allora, la prima cosa vi invito a visitare il sito del buon amico Giuseppe, che è www.edicola8bit.com, e questa è la prima cosa, la principale. Poi vi invito anche a visitare i miei siti. Uno è classe74.it, dove troverete dei link a delle pagine Amazon di non facile reperibilità e anche di articoli Amazon direttamente dal sito mio. Scusate, direttamente dal mio sito potete andare su Amazon poi tramite i miei link e andare ad acquistare su Amazon l'oggetto che avete visto sul mio sito. Sul mio sito non c'è bisogno di registrazione, non c'è bisogno di nulla, perché si collega direttamente ad Amazon, al vostro account Amazon, alla vostra app Amazon. Così come funziona allo stesso identico modo legolando.it. Come vedete io sono un appassionato di Lego, lì giù ve lo dico sempre, c'è lo shuttle che abbiamo costruito insieme, c'è sempre un video sul mio canale YouTube, quindi iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella, perché è l'unico modo che potete avere per sapere quando io sto in live. Ok, io purtroppo quando ho 5 minuti, quando ho un'oretta libera, prendo e vado in live. Ok? Detto questo, vi invito a visitare anche Star Wars Store, che è il sito dedicato a Star Wars, starwarsstore.it, il sito dedicato a Star Wars, dove troverete tantissimi oggetti ed anche informazioni riguardo alla galassia lontana. C'è anche il sito Renny J Store dedicato alla musica,
giradischi, amplificatori, casse, microfoni, cuffie, puntine, slipmat, c'è un po' di tutto su renijstore.it, è il sito dedicato prettamente alla musica. La musica per come la considero io, per come consiglio io di acquistare diciamo un impianto audio, ok? Poi c'è anche il mondo del vinile.it dedicato prettamente ai vinili, ai dischi che sono in vendita su Amazon. Li trovate lì belli divisi per vinili colorati, vinili autografati, vinili in edizione speciale, picture disc, vinili musica italiana. Insomma, ho cercato di dare un po' d'ordine a quel grande bazar che è Amazon, ok? E c'è anche un punto dove voi cliccate e ci sono le prossime uscite, dove voi potete fare il preordine sfruttando quella funzione di Amazon molto molto utile, che vi garantisce di acquistare un prodotto da quando voi lo acquistate a quando viene spedito da Amazon. Se quel prodotto va in offerta, voi lo pagate il minimo possibile che è arrivato su Amazon. Quindi vi consiglio sempre di comprare i prodotti prima che escono, in modo che nel periodo, che ne so, un disco costa 30 euro, ok? Da quando voi lo acquistate, mettiamo che esce tra un mese, ok? Mettiamo che esce il 1° aprile. Allora, voi lo comprate oggi. Da oggi al 1° aprile va in offerta anche per un'ora sola a 20 euro invece di 30, voi lo pagate 20 euro. Perché anche per quell'ora è andato a 20 euro e voi lo pagate 20 euro senza dover stare dietro a Amazon a vedere quando è che va in offerta. E questo vale solo per i prodotti ordinabili, cioè che non sono disponibili subito su Amazon ma che devono ancora uscire. Ok? Vi ho detto tutto. Classe 74 ve l'ho detto, legolando.it ve l'ho detto, starwarsstore.it ve l'ho detto, il mondo del vinile.it ve l'ho detto, renijstore.it ve l'ho detto. Quindi che dire, veniteci a seguire, unitevi alla famiglia di Waveful, trovate i link in descrizione per unirvi alla famiglia di Waveful, che è un social network che sta crescendo molto molto veloce. Io ci sono già, pubblico parecchio su Waveful. Seguitemi anche su TikTok, sono presente anche su Instagram, su Facebook, su YouTube e su Twitch, ok? Detto questo, non mi rimane che salutarvi. Sono le ore 11:39 di questo lunedì 27 febbraio 2023. Vi lascio con la mia solita sigla finale. Aspettate che la cerco. Eccola qui. Ok, la sigla finale. E vi do appuntamento alla prossima volta, che ripeto, io purtroppo non so quando andrò in live di nuovo. Vero è che ho tanta carne al fuoco da mettere sul fuoco, nel senso che dobbiamo costruire ancora questo che è da Natale, che ce l'ho. C'è anche questo che lo volevo costruire in live anche con mia figlia, appena abbiamo 5 minuti, quindi un sabato, una domenica. Dobbiamo metterci a costruire questo. Questo lo posso costruire anche diciamo in settimana, una mattina che ho parecchio tempo, perché questo ci vuole parecchio tempo. Poi farò magari un time lapse della live, però questo ci vuole proprio parecchio tempo. Viene bello alto così, quindi ci vuole parecchio tempo. Questo è preso da The Mandalorian. Tra l'altro Mandalorian deve uscire la 3ª stagione il 1° marzo, ok? Di Disney Plus, canale Star Wars su Disney Plus. Mandalorian esce il 1°, ok? Grazie a tutti di essere stati con me, grazie mille, vi lascio una buonissima giornata e ci vediamo prossimamente. Sono le 11:41, ciao!